Questo premio Lombardia per la sostenibilità è un'iniziativa estremamente importante, in quanto la sfida della sostenibilità è fondamentale per il nostro futuro ed è fondamentale poter utilizzare tutte le tecniche che ci vengono dalle varie parti della scienza in maniera di poter disegnare un mondo sostenibile. Un mondo sostenibile significa anche essere in grado di captare l'energia solare non solo col fotovoltaico ma con tutti i sistemi possibili e prendendo esempio dalla biologia. La biologia tramite la fotosintesi clorofilliana ha fatto uno dei sistemi più efficienti di captare l'energia solare e trasformarla. Quindi abbiamo tutta una serie di sfide per il nostro futuro e quello che è importante è che queste sfide siano finanziate, che le persone che lavorano abbiano dei riconoscimenti e siano in grado di portare avanti le loro ricerche, perché sono ricerche che anche se al momento attuale possono sembrare essere ricerche puramente accademiche in certi casi, queste sono ricerche che certamente troveranno applicazione nel futuro. E quindi un premio di questo genere che punta sulla sostenibilità come il premio Lombardia, premiando gli scienziati che fanno ricerche anche pure, è assolutamente fondamentale e sono contentissimo di avere l'opportunità di aver parlato in questa occasione. Grazie.